In questo video si sente la voce di Gesù? Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di un fenomeno straordinario. Il tutto è accaduto nel novembre del 1999, quindi ben 24 anni fa. Siamo a New York City, la chiesa è quella della Santissima Trinità presso Battery Park. Che cosa è successo? Che un sacerdote stava celebrando la Santa Messa e si trovava proprio nel momento clou della celebrazione della Santa Messa, quando c'è la consacrazione del corpo di Cristo, quindi quando viene consacrata l'Eucaristia e viene anche consacrato quello che è il sangue di Cristo, no? Che appunto nel vino del calice che si trasforma nel sangue di Cristo. E chiaramente, ecco, durante la consacrazione vengono pronunciate le parole che sono valide per le messe celebrate in tutto il mondo, quindi questo è il mio corpo, che in americano chiaramente si dice "This is my body". Ecco che a un certo punto, mentre il sacerdote pronuncia proprio queste frasi questa formula della consacrazione, "Questo è il mio corpo", "This is my body", in inglese, il sacerdote si ferma per un secondo, le sue mani incominciano a tremare. Appare chiaro a tutti che sta succedendo qualche cosa di veramente straordinario in quel momento, sia all'ostia che al sacerdote. Ora, la questione è questa, che sembra che il sacerdote in quel momento, dopo quella frase "This is my body", abbia smesso totalmente di parlare, perché è talmente preso a una specie di estasi, diciamo, nel momento della consacrazione, che smette di parlare. E a un certo punto però c'è qualcuno che riprende a parlare e questo video non è chiaro, perché c'è qualcuno che riprende a parlare dicendo "which will be given up for you", quindi che sarà dato per voi, che sarà offerto in sacrificio per voi, però non si capisce se a parlare sia ancora il sacerdote, però lo fa con una voce cambiata, lo stesso Cristo che fa sentire la sua voce attraverso il sacerdote che ha smesso di parlare, allora è Cristo che parla attraverso le labbra del sacerdote, e questo spiega perché la voce è cambiata. Oppure è un altro sacerdote, uno di quelli che sta co-celebrando con lui, che a un certo punto ha visto che il suo collega era rapito in un'estasi profonda, diciamo, di fronte alla consacrazione del corpo di Cristo, e che il suo collega non stava procedendo nel dire la formula di consacrazione, per cui interviene e dice "which will be given up for you". Oppure è una voce che si sente, non è di nessuno dei sacerdoti che stanno intorno all'altare a celebrare, e dice questa voce, che non è di nessuno dei presenti, ma diciamo si genera così nell'aria, si sente, è da tutti udibile, ma nessuno vede chi l'ha pronunciata questa frase, e quindi una voce sconosciuta che dice "which will be given up for you", che sarà dato, che sarà offerto in sacrificio per voi. Ora, sinceramente non so quale delle opzioni sia quella più veritiera, perché il filmato non permette di stabilire chi sia in quel momento a parlare. La voce è sicuramente molto suggestiva, alcune persone ci sentono proprio la reale voce di Cristo. Purtroppo la verità non la possiamo sapere, perché il filmato inquadra da vicino l'Eucaristia e non è possibile in quel modo capire chi stia parlando. Sarebbe stato molto interessante ascoltare la testimonianza del sacerdote subito dopo la celebrazione
di quella messa per sapere insomma di chi fosse stata quella voce che ha proseguito nella consacrazione, ma purtroppo non ce l'abbiamo. Ecco, se dovessi avere altri ragguagli sicuramente ve lo farò sapere. Intanto vi lascio questo video da visionare e ciascuno si faccia, è libero di farsi l'idea che vuole. E, io preferisco pensare che sia la voce di Cristo che parla attraverso il sacerdote. E allora la prossima volta vi lascio a queste immagini e anche a quest'audio veramente emozionante e, da ascoltare con fede fervorosa e dopo da immergersi e anche durante da immergersi in una profonda preghiera. A presto carissimi, santa giornata e buona visione e buon ascolto soprattutto. Mountain of all holiness, let your Spirit come upon these gifts to make them holy, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. Before he was given up to death, a death he freely accepted, he took bread and gave you thanks. He broke the bread, gave it to his disciples, and said, "Take this, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you."